Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Gentili signore e signori, buongiorno, ci troviamo a Rivignano, anteprima della Fiera dei Santi 2021, dopo l'anno sabbatico si riparte e allora la parola al sindaco Mario Anzi. Sì, è un'edizione particolare di questa nostra tradizione che è antichissima, millenaria, ne aveva parlato secoli fa e l'aveva definita anche allora appunto plurisecolare Ippolito Nievo, che ci è venuto e l'ha raccontata, e quest'anno sarà particolare perché ovviamente le circostanze ci impongono un ripensamento, ma di necessità bisogna fare virtù. Allora abbiamo pensato di un'edizione intitolata Ed è già ieri, come il titolo del film, in cui il personaggio si risveglia sempre nello stesso giorno. Anche qui 4 giorni si ripeteranno tutti uguali, come un sortilegio, come quello delle campane che ora ci accompagna, un sortilegio in cui appunto i protagonisti, i visitatori saranno immersi e questo anche per permettere di diluire le presenze dopo 4 giorni. Poi sentiremo il resto. E al termine delle campane vediamo questa impalcatura. Di che cosa si tratta, signor sindaco? Sì, è una torre ancora in costruzione in realtà, che serve per aiutare la rappresentazione storica che ogni sera, abbiamo appena detto che le giornate si ripetono uguali, e ogni sera a partire dalle 11, 11 e mezza c'è la rievocazione storica di un episodio capitato a una fiera dei santi e dei morti di quasi 600 anni fa, l'incendio del campanile, e noi ogni sera prima di mezzanotte ricordiamo questo episodio, questo agguato capitato a una fiera dei santi e dei morti dell'inizio del 1400, proprio con una riproposizione moderna dell'incendio del campanile. Quindi il campanile, insomma, uno spettacolo che chi è presente in queste sere a Rivignano certamente apprezzerà e per un po' non dimenticherà. Senta, cosa molto importante, ricordiamo come funziona la fiera sotto il punto di vista pandemico. Appunto, questa scelta di riproporre le giornate tutte uguali è proprio in funzione del fatto che si vogliono evitare assembramenti eccessivi in un unico momento, e per questo ripetiamo gli spettacoli tutti i giorni. Ci sono altre precauzioni, naturalmente, come quella del distanziamento da cercare di mantenere ove non sia possibile, perché la presenza delle persone impone una distanza più ravvicinata rispetto al metro. In quel momento si potrà utilizzare la mascherina. Tema molto dibattuto in questo periodo è quello del Green Pass. Al di là dell'opinione personale che ciascuno è naturalmente libero di avere su questa come su qualsiasi altra decisione del governo, io per esempio personalmente sono totalmente contrario, ma questa è una mia, diciamo, considerazione personale. Al di là di questo non si può che rispettare le regole che vengono decise dal governo, e quindi anche chi non approva una regola non può per questo non rispettarla, e quindi anche qui saranno in vigore ovviamente le norme che disciplinano il Green Pass, e pertanto mentre per camminare nel paese non serve, perché ciascuno è libero di recarsi in chiesa piuttosto che andare in posta, piuttosto che andare a bere un caffè al bar, per usufruire dei servizi della fiera nei quali la legge impone il Green Pass sarà obbligatorio. Per esempio, per accedere all'area degli spettacoli dove si tengono i concerti bisognerà esibire il Green Pass, così come per poter accedere nei tendoni dei chioschi delle varie associazioni. E naturalmente nei pubblici esercizi, mentre in piedi e all'aperto non è richiesto,
seduti all'interno è richiesto, ma questo non è che è richiesto solo qui a Rivignano durante la Fiera dei Santi, è in tutta Italia così, e quindi ripeto, che le si approvi o meno, le regole si devono rispettare. Girovagando per Rivignano troviamo anche l'assessore allo sport che l'abbiamo proprio beccato al volo per chiedere ad Orlando com'è la situazione per quanto riguarda i chioschi dove sono presenti le associazioni sportive del territorio. Beh, finalmente quest'anno potremo fare questi benedetti santi, no? Del vero senso della parola, e dove le associazioni sportive di Rivignano Teor, tra cui la Stella Volley, il basket, e il calcio Teor e il calcio Rivignano, hanno anche quest'anno fatto i chioschi come nel 2019, forse un po' più ristretti a causa del Covid, ma comunque sono molto, li ho visti molto attivi e molto contenti di poter quest'anno riuscire per quest'anno riuscire a fare praticamente i santi, perché logicamente gli serve anche loro un po' anche per rimpinguare le loro casse, avendo avuto un 2020 di mancate entrate, fermati campionati eccetera, e comunque io spero che anche il tempo ce lo possa permettere di avere abbastanza un bel flusso di persone e che aiutino queste associazioni, ecco. Non resta che iniziare. Esatto, in bocca al lupo. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie. Andiamo a chiudere questo nostro speciale Vigilia Fiera dei Santi 2021 con l'assessore Massimo Tonizzo per fare un po' il punto in generale di quello che accadrà in questa 4 giorni tutta da vivere. Beh sì, insomma, come vedete alle mie spalle qui a Rivignano c'è grande fervore in queste ore, stiamo ultimando gli ultimi preparativi, saranno 4 giorni molto intensi, come avete visto o avrete sicuramente sentito dal programma, 4 giorni tutti identici, quindi a Rivignano si rivivrà le stesse emozioni tutti i giorni, questo per permettere alla gente di non creare assembramenti e quindi gli spettacoli possono essere tranquillamente visti e goduti tutte e 4 le giornate in cui verrete qui a trovarsi a Rivignano. Speriamo che la gente creda in questa ripartenza, qui a Rivignano siamo tutti molto carichi, le associazioni stanno facendo un lavoro enorme e quindi noi siamo fiduciosi. Noi amministrazione ovviamente stiamo mettendo in campo tutte le nostre energie affinché questa Fiera dei Santi, la vera Fiera dei Santi, la vera ripartenza, torni al vecchio splendore. Ovviamente qualche restrizione, qualche diciamo, riduzione degli spettacoli e delle bancarelle per poter evitare assembramenti, però siamo qui. Rivignano è sempre Rivignano, la Fiera dei Santi unica come sempre. Senta, qui nell'Agorà cosa accadrà? Beh, qui siamo nella zona degli spettacoli, quindi l'ingresso qui all'interno di questa zona sarà consentito ovviamente con il Green Pass. Qui alle mie spalle si esibiranno dei concerti, gli spettacoli di strada quest'anno si faranno qui sotto il palco perché non possiamo farli in strada, quindi la gente si siederà comodamente sulle sedie e guarderà gli spettacoli. E poi tutte le sere ovviamente Festival della Canzone Funebre, quindi Festival Internazionale della Canzone Funebre, tutte le sere qui dietro di me sul palco. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.